in questo silenzio solenne possiamo cominciare, senza aspettare il quarto d'ora accademico, perché una sala così piena ci allarga il cuore. Veramente in una giornata anche, si diceva il ponte dei santi e dei morti, figuriamoci. Devo dire, sia in Basilica di San Marco l'altro ieri, scusate il riferimento, che veramente ha fatto uno stupendo concerto, sempre per la fine della Prima Guerra Mondiale e per la pace, fondamentalmente un richiamo alla pace. Io sono Giovanni Aliata, anticrisi di identità, abbiamo messo come incipit sulla foto, diciamo, sulla proiezione, nella proiezione, questa fotografia che è dei tempi della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo ritrovato nell'archivio Vittorio Cini, essendo ufficiale di cavalleria, è uno di questi signori, propendiamo per il secondo da sinistra, e che ha fatto la guerra e appunto come ufficiale di cavalleria. Quindi partiamo, diciamo, alla grande, è sopravvissuto, nel senso che poi anche dopo la guerra c'è stata una riproduzione. Comunque io non sono l'ospite in questa sede, bensì Giorgio Crovato, che è autorevole membro del Consiglio dell'Ateneo Veneto, oltre al vicepresidente Silvio Chiari, che è infrattato qui da qualche parte. Quindi sarà Giorgio Crovato che ci deve raccontare alcune cose, sia dell'Ateneo sia qualcos'altro, spero. Grazie Giovanni. Grazie per il membro, ma sono un umile segretario accademico e vi ringrazio tutti di essere qui presenti numerosi e ringrazio la vicepresidente, la professoressa Caterina Carpinato. L'amico Chiari era vicepresidente qualche tempo fa, forse sì. Allora, vorrei solo ricordare l'Ateneo Veneto, in collaborazione con la Fondazione di Venezia, ha organizzato queste celebrazioni in occasione del centenario della fine della Grande Guerra, o della pace, meglio ancora. Nei prossimi giorni ci saranno altri eventi, comincio dalla fine. Ci sarà il martedì 6 alle ore 18, qua, come giustamente ha scritto anche oggi il Gazzettino, siamo un po' nelle celebrazioni, nelle contraddizioni. Parliamo, ahimè, del ricordo attraverso anche le sculture, eccetera. Parliamo degli eventi della Grande Guerra e parliamo anche di quello che c'è stato attorno. E il martedì 6 parleremo del Café Chantin, 1915-1918, di Roberta Rieder e Adriano Jurisevic, da un'idea di Carlo Montanaro. Anche questo faceva parte della storia, con la partecipazione di Gerardo Balestrieri, Paola Fernandez dell'Erba. Poi, andando sempre a ritroso, lunedì 5 ci sarà alle 17 ci sarà la proiezione di un film restaurato, è un film muto, ed è la prima volta che viene proiettato, è un'anteprima, è un film fatto proprio a ridosso del 1918, fra il 18 e il 19. La cosa più interessante è che gli attori molto spesso sono alcuni soldati, e dopo lo spiegherà meglio chi presenta questo film, che poi parteciperanno e qualcuno non ritornerà più. Il film è J'accuse, che qualcuno di voi conoscerà, la regia è di Abel Gance, è del 1918, e Giovanni Ferrari, il maestro Giovanni Ferrari, almeno nel primo tempo, accompagnerà, visto che è un film muto, al pianoforte questa proiezione. L'introduzione dello storico e anche il commento di Giuseppe Ghigi. Poi lunedì prossimo, invece, dopodomani, qua ci saranno i giovani, per fortuna, accompagnati dai loro insegnanti. Si chiama l'evento Lo zaino della memoria, la prima guerra mondiale raccontata ai ragazzi della professoressa Daniela Cirillo, Giampaola Costabile e Maria Scialò. È un libro, una pubblicazione che verrà anche distribuita nell'occasione. Ci sarà un saluto dell'amministrazione regionale, Elena Donazan, e la coordina un socio, Franco Ferrari. Tra l'altro, scusate, ma anche i due signori che sono vicini a me sono soci dell'Ateneo Veneto. Ci saranno, sempre parlando dello zaino della memoria, interventi di Daniela Cirillo, Giampaola Costabile, Daniele Girardini, Girolamo Lanfranchi
e le letture sono a cura di Alessandra Prato e Gianni Moi. E veniamo invece all'evento di questa sera, il Venezia e il Piave. Introduce, come avete già percepito, Giovanni Aliata di Montereale, e l'amico socio dell'Ateneo Veneto, noto scultore Gianni Aricò, illustrerà la sua opera Al soldato d'Italia del 1988, che magari lo ricorderai anche tu dopo, ma molto spesso veniamo anticipati da altri. Nel Piave esisteva solo, correggimi se sbaglio, esisteva solo un monumento fatto dai francesi per ricordare la Grande Guerra. Per fortuna Gianni Aricò ci ha pensato lui, e anche l'Italia ha ricordato purtroppo la fine della Prima Guerra Mondiale. E adesso vedremo un video realizzato con le foto di Roberto Moro, e ci saranno intermezzi musicali del coro Fannis, che intonerà alcuni brani del periodo bellico. Questo spazio, come sapete, ne ha viste in 7 secoli di storia, ne ha viste tante, da Scuola Grande, di San Fantin, di San Girolamo, di Santa Maria. Là in fondo io vedo ancora Tintoretto che sistema il soffitto, che poi è stato sostituito da quello di Jacopo Palmagiovane, però in tutto questo periodo mi fa ricordare che ricordatevi di spegnere i cellulari, così non veniamo disturbati. Comunque in questi 7 secoli di storia, questo spazio prestigioso veneziano non aveva mai visto gli alpini e il coro, che ringrazio di cuore, Giorgio Tiozzo e il coro Fannis, che poi ci ricorderanno in momenti veramente con grande emozione queste canzoni della Grande Guerra. Grazie ancora Gianni Aricò, grazie Giovanni e buonasera. Non puoi esimerti. No, guarda, no, ti prego, perché... No, te l'ho detto, mi emoziono, perché suo nonno è ritornato, come ha detto lui, mio nonno invece no, perché è morto nella Prima Guerra Mondiale. Purtroppo non è stato il solo, parliamo di 600.000 morti, più di 1 milione di feriti, quindi grande guerra in tutti i sensi. Gianni Aricò, in realtà la serata è la sua, è per lui, perché quando in questo paese si fanno delle cose egregie che rimangono, non è facile farle, e io prima, anzi vabbè, adesso poi passeremo poi anche al monumento, volevo ricordare sempre Franco Posocco, che attualmente è guardiano grando della scuola di San Rocco, che fu uno degli ispiratori dell'operazione del 1988, che dopo 2 anni di strenuo lavoro portò appunto a quel monumento, che vale la pena di andare proprio a vedere. Quindi, bando alle parole, passiamo alle immagini. Ah, giusto, ecco, vabbè, difatti io, scusa, oltre che Silvio Chiari, oltre che... voi capite che non sono proprio un professionista, autopresentati. Buonasera, se volete intanto spostare le sedie. Buonasera a tutti. Noi canteremo 2 canti all'inizio, poi altri, e vi prego di lasciarceli cantare uno dietro l'altro. Il primo è Senti cara Ninetta, è un coscritto veronese, riceve la carta di chiamata, resta un po' sbalordito, è sbalordito lui ma anche sbalordita la Ninetta. E lui comunque dice a Ninetta, sta tranquilla, tanto fra 4-5 mesi io ritornerò, perché l'idea era che la guerra durasse 4-5 mesi. Il secondo canto è Monte Canino, l'esercito è ancora schierato dalla parte della Francia, perché noi eravamo nella triplice alleanza, l'esercito dalla parte della Francia, quando viene firmato l'entrata in guerra da parte dell'Italia, l'esercito deve essere spostato velocemente, il più velocemente possibile, nel nuovo teatro della guerra, cioè verso l'Isonzo,
e verso tutte le montagne verso l'Austria. Quindi si fanno 3 giorni, come sentirete, di strada ferrata, 2 giorni di lungo cammino, e lì dove si arriva non si trova più niente, non c'è preparato niente perché è tutto improvvisato. Quindi se avete fame guardate lontano, se avete sete prendete la neve, perché non c'è niente, non c'è niente da dormire nemmeno.
Gianni Aricò, al Soldato d'Italia, monumento del 1988 nel comune di Pederobba, sopra Treviso. Adesso un altro coro. Sempre lo stesso coro comunque. Adesso cantiamo due canti che sono identici per quanto riguarda la funzione. Il primo era una notte che pioveva, il soldato viene portato, il soldato l'alpino viene portato dal capoposto come sentinella. Le sentinelle sapevano che purtroppo o morivano di stenti e di ghiaccio, alle volte sono stati trovati proprio inghiacciati, oppure morivano perché c'era il fucile, il Mannlicher, dicono, il canna lunga, puntato proprio lì dove c'era la sentinella. Ricordo che per chi ha visto il film di Olmi, perché in cui un soldato, piuttosto che andare fuori a morire, si uccide davanti ai suoi compagni, piuttosto che morire da solo fuori. E l'altro canto è Tapum, è scritto da un partecipante alla guerra, poco prima di andare all'assalto, e questo poeta ha scritto questo canto proprio in previsione dell'attacco e del fatto che prima purtroppo si sentiva il ta, cioè l'arrivo della pallottola, e poi si sentiva, ma ormai era tardi, il suono del colpo di fucile.
Tu? Due parole me le permetti su di te, è laboriosissimo. Le opere, i 3 portali per il teatro comunale, qui Carlo Goldoni, qui fuori a Venezia, la Fontana di Mestre, monumento del Piave a Pederobba che abbiamo visto prima, il monumento a Cristoforo Colombo che è a Miami, a Vienna un monumento in marma di Carrara dedicato ad Antonio Vivaldi, però dopo di voi è difficile parlare sinceramente, lasciate il groppo in gola, E quindi l'opera a Vivaldi è in bronzo e all'ingresso del porto di Venezia, una copia. Poi ci sono tante altre cose, questo è il catalogo del 2009 delle tue opere e quindi ricordiamo quello che può essere. Però a Mestre, che abbiamo visto sicuramente l'altorilievo absidale nella chiesa di San Marco, il grande crocifisso, ricordo qua non c'è scritto, ma che è sul frontale, il crocifisso in legno, sempre della chiesa. Nella chiesa di Santa Maria del Giglio a Venezia, Preghiera si intitola, e la chiesa di San Giovanni Battista a Carnigione in Costa Smeralda. Quindi i tuoi lavori a quanto pare sono stati esposti o sono esposti a Cortina d'Ampezzo, Bari, Oxford, Parigi, Bruxelles, Mannheim, Varsavia, Lugano, te li ricordi tutti? Bene, Atalanta, New York, Tokyo, Milano, Siena, oltre che a Venezia. Quindi questo è il signor Gianni Aricò, scultore in Venezia. Ma vi voglio leggere anche su suggerimento dello stesso Gianni, che si conosce bene evidentemente, un pezzo che Teriso Pignatti scrisse nel 1992 proprio per questo catalogo, che sostanzialmente tratteggia il personaggio in maniera piuttosto incisiva. Gianni Aricò è tutto fuorché una figura debole, sia come artista che come essere umano. Mi ha sempre fatto venire alla mente un altro veneto, il pittore Giorgione,
che il suo contemporaneo Giorgio Vasari descriveva come grande nell'animo e nella persona. Gianni Aricò è davvero solido, pieno di forza e imponente come le sue creature di bronzo. Niente si adatta meglio a lui che il paragonarlo agli antichi maestri. Secondo il mio giudizio, egli è uno dei nostri migliori scultori per la nobiltà, lo spirito solenne e lo stile unico dei suoi lavori. Lo conosco da anni e ho potuto mirare molte sue altre creazioni nello stesso stile del monumento a Cristoforo Colombo. Ripete appunto la Fontana di Mestre, il memoriale della battaglia del Piave di Pederobba, tutti in bronzo e tutti con molti e commoventi personaggi. Le sue sculture sembrano nascere dal desiderio e dalla necessità che essi parlino alla gente e con loro si stabilisca una comunicazione diretta per mezzo di un linguaggio semplice, comprensibile, basato sul rispetto della tradizione, ma anche aperto alla sensibilità più moderna. Lo stile plastico di Aricò è in maniera spontanea adatto ad esprimere sentimenti forti. Noi, storici dell'antico passato, sentiamo che in lui si ritrova il sostanziale rapporto con i maestri delle cattedrali medievali, dove cortei di religiosi, divinità e santi erano capaci di comunicare con gli umili credenti che a stento sapevano leggere e scrivere. Proprio per questo suo atteggiamento peculiare, Gianni Aricò può essere annoverato tra i grandi scultori contemporanei come Martini, Manzù, Marino o Henry Moore. Non che il suo stile assomigli in qualche modo a loro, ma perché anche essi credono nel mondo primitivo dei sentimenti e delle immagini, in cui Aricò sembra sentirsi completamente a suo agio. In tutti i suoi lavori egli è fedele a questa regola che è propria dell'umanesimo. Per questo, nella scultura di Aricò, qualcosa riempie i nostri cuori con la poesia della vita spirituale. Ringrazio Teriso Pignati. Parla tu che è meglio. Pignati, ve lo ricordate, forse quelli che hanno i capelli un po' bianchi? Noi abbiamo studiato sul testo di Mazzariol Pignati al liceo, no? Ecco. Quindi per me ricordarlo, pensate che è venuto a New York quando ho fatto il monumento a Cristoforo Colombo, anche quello nato a Venezia come questo, perché questi sono monumenti che nascono dalla nostra città, di cui a volte si parla male, ma anche quello di New York, di Miami, è nato da uomini da veneziani che l'hanno sovvenzionato. Vi cito solo i Rubelli e Zacchello, che hanno avuto fiducia, e abbiamo battuto i genovesi regalando l'opera, chissà come mai. Questa bisogna che la dicesi, perché non mi capiterà ancora di dirlo. Siamo riusciti, perché c'era questo concorso, diciamo, no? di fare un'opera, però i genovesi avevano chiesto un costo, e allora mi ricordo che parlando fra di noi ho detto: ma se io arriveremo di sicuro nessuno ci fermerà, e così siamo riusciti noi veneziani a portare in America Cristoforo Colombo, fatto qui da noi, modellato da me. Ma adesso parliamo di questa incredibile opera che adesso, una alla volta, che nasce, anche questa nasce a Venezia. Un bel giorno nel mio studio a Santo Stefano arrivano alcuni mutilati della guerra del 15-18 e mi dico: ma
non so cosa vi posso fare, come posso aiutarvi. Professor, ne fa un monumento. Non era così semplice, ma la loro, come dire, sconcertante ingenuità mi aveva commosso naturalmente. E allora ho telefonato a Edoardo Giani, anzi fate un applauso adesso in memoria di Giani, che l'altra volta era lui che presentava qua. Grazie. E Giani, Edoardo Giani, che era il generale appunto della Cornoldi, ha detto facciamo un comitato cittadino con tanti veneziani, anzi solo veneziani. C'era forse gli unici due che non erano veneziani, era Posocco e Hermes Farina, che poi fatalità sono due stati. Hermes non c'è più purtroppo, era anche lui un guardiano della scuola di San Rocco come Franco Posocco. Con questi uomini alpini di quota zero, perché anch'io non ho il cappello sulla testa, ma sono anch'io della Giulia, come qua c'è Bonatti, mio amico che è venuto dall'Aquila, che lui ufficiale della Giulia, e abbiamo cominciato a provare a fare un'opera sul Piave, e con la follia anche degli anni della gioventù, perché eravamo giovani, io poi ero giovane. Insomma, abbiamo cominciato a pensare e io ho fatto un bozzetto che poi è stato presentato alla Regione del Veneto ed è stato approvato, un bozzetto di 20 statue, perché questo ragazzo è un po' così, un po' eccessivo, 20 statue, perché era la storia che racconta, è la storia del Piave, è la storia della canzone del Piave. E ho avuto bisogno di tante forme, di tante figure umane che vanno a raccontare questa vicenda. La Regione ci approva, andiamo sul Piave con questa delegazione, in particolare l'architetto Franco Posocco, che era all'urbanistica della Regione in quel periodo, trova una lingua di terra sulla riva del fiume che si presta a questo scopo, di fronte a questo straordinario monumento francese che già da anni trionfava su quel posto, tenuto in modo eccellente. Noi neanche una lapide, 600.000 morti. Dunque, devo dire che il coraggio tendente anche all'incoscienza nostra, perché i costi erano molto alti, soprattutto la fusione. Adesso io vado avanti veloce perché voglio poi parlare delle statue. Coni una medaglia. Questa medaglia va data, va venduta, diciamo, ognuno faceva un'offerta. Siamo stati a Milano al Circolo della Stampa a presentare l'opera, siamo stati a Roma, cioè gli alpini erano presenti in tante città importanti, quindi, ma soprattutto a Milano abbiamo avuto il consenso di giornalisti, uomini di cultura e naturalmente anche del Corpo degli Alpini, perché ci hanno sostenuto fin dall'inizio. Questa medaglia è servita per pagare la fusione e con questa poi il vostro amico qua di fronte, diciamo che ha lavorato pressoché gratis, ma adesso sono contento di aver sopportato questo grande sacrificio nella chiesa di Sant'Andrea, anche quando veniva l'acqua alta, perché lì era, come sapete, credo molti di voi, quello era il mio studio. E così adesso io il bozzetto l'ho fatto, ma il bozzetto aveva un significato. Non si può fare un bozzetto di opere, sono statue di 2-3 metri, il bozzetto era piccolo, e poi la libertà è quella di disegnare nello spazio con il ferro, con il tondino di ferro, e vedere queste statue che nascevano attraverso poi una rete metallica e il gesso e prendevano la forza, perché poi nei moti interni perché la sbozzatura in questo caso significa dare un movimento interiore a queste masse di materia finché nasce l'emozione. Una volta che l'emozione tu la vedi,
vai avanti e la scopri e crei la statua e ti fermi perché dentro di te suona un campanello, come dire, sta ancora suonando. E insomma, ecco così, sono andato avanti quasi 2 anni a fare queste statue, poi le abbiamo fuse a Verona e poi la provincia di Treviso. Io devo ricordare i trevigiani in questa circostanza perché ci sono stati molto vicini. A Venezia abbiamo creato, sì, grazie a nome loro, perché la provincia di Treviso ha fatto tutta la parte muraria, ha imbonito intanto questa lingua di terra con il calcestruzzo perché c'era il rischio che smottasse verso il fiume, e poi ci ha fatto questi blocchi che io ho pensato di fare in modo molto elementare con i ciotoli, quello che ora chiama i codoi, no? I sassi del Piave. Il Piave era fondamentale, tant'è che io nell'ultima parte, quella che vi mostrerò, ho tirato sull'acqua perché quella figura di questo caduto era immersa nell'acqua, perché la piena del fiume in realtà aveva aiutato la vittoria e la tenuta dei nostri soldati. Ecco, qui siamo appunto... No, ma io sto anche in piedi, aspetta, vengo giù qui così vedo anch'io meglio, guarda. E ora... No. Allora, ecco, niente, quella è la statale e questo è il sito che Franco ha individuato con l'ingegner Farina e lì ci sono sti blocchi. Andiamo avanti adesso. Questa è la medaglia che ho fatto all'inizio. Io sono un uomo credente, mi pareva giusto dedicarla a nostro Signore, e lì c'è tutta tutti i nomi di questi nostri amici veneziani, di cui pochi ce n'è ancora vivi, insomma, ecco. Andiamo avanti, ecco, Francesco Cattai, Giorgio De Rai, Giorgio Bragadin, Farina, Giocondo Comini, Edoardo Gianni, eccetera, Francesco Maggioni, Paolo Magrini, Mirko Mazzaro, Gianfranco Rocelli, Lucio Spinelli, che è ancora vivo, il mio amico, Bruno Zanetti. Sono quasi tutti che ci ricordano dal cielo. E però, insomma, eravamo coraggiosi, ecco, andiamo avanti. Allora, questo monumento è fatto, come dire, in 3 momenti. C'è quello che io chiamo l'addio, no, gli addii anzi, in cui vedete qui all'inizio c'è quest'arco simbolico che ricorda l'idea palladiana delle case coloniche del Veneto. Questo è un segno che però racchiude sì anche questo blocco di emozione che sono questi 2 genitori anziani che, andiamo avanti, che sono i genitori del giovane che parte e che lascia la moglie, la donna a casa, e sono, come dire, una realtà emotiva potente, perché io, che poi sapete che io vengo dalla montagna dove c'era una volta la grande migrazione verso l'Argentina e verso i paesi, insomma, e gli uomini andavano via tutti, quindi io ricordavo questo giovane che partiva quasi incatenato, vedete, va avanti come ancora quasi vedete anche cioè io sono un espressionista, no? Giovane espressionista sulla scia. Adesso vi devo dire una cosa: non abbiamo nessuna scultura a Venezia di Martini, di Marini, di Manzù, una sconta a Capesaro. Pensate che tutto questo grande mondo dell'espressionismo che occupa gran parte degli scultori del Novecento, non ce ne abbiamo neanche uno a Venezia, che potevamo averli tutti, a finire a Henry Moore, che è proprio l'estremo modo di concepire uno spazio espressionista, in cui cioè gli sentimenti sono sentimenti di tutti, perché tutti noi abbiamo dentro il concetto di bello. Questa era la mia vocazione, cioè di esprimere quello che nell'animo abbiamo e che va al di là di ogni cosa, perché è la verità. Andiamo avanti. E quindi ecco qua si vede bene che c'è lui che
con le gambe pesanti, quasi con queste forme chiuse, perché lui è lì che guarda la sua donna, e naturalmente voi capite che quella era mia moglie. E parte, e va, e lascia, ma va, è ineluttabile, andiamo avanti, è ineluttabile, il suo addio è necessario, perché la realtà della guerra lo chiamava. Andiamo avanti. Ancora. Mi sono dilungato appunto nella descrizione come dei volti, perché mi pareva giusto dare questo segno di sentimenti forti. Andiamo avanti, ecco, qua si vede bene, qua anche il tipo di lavorazione, cioè questi scalpelloni che usavo, martelli pneumatici e ascia e quant'altro, perché la forza del linguaggio della superficie è quella che ci accompagna e ci fa entrare all'interno per capire la potenza della scultura. Andiamo avanti. Ecco. Il secondo punto, il secondo momento, sempre di questi addii, è un altro addio, cioè è lui che ha lo zaino sulle spalle, la donna con cui è legato intimamente, perché hanno la testa legata uno all'altro. Questo addirittura c'è il bambino, e un albero che assomiglia a una croce, perché questo è un altro dramma, cioè il dramma dell'addio, perché in questa guerra c'era questo addio. Io in tutta questa vicenda che ho cercato di rappresentare sono entrato dentro, come vi dicevo prima, all'emotività, all'animo, alla vita interiore che potevano, nella mia fantasia, avere queste persone. Andiamo avanti. Ecco, questo appunto, questo albero rinsecchito dà la misura del dramma. Andiamo avanti. Ecco, vedete come anche questi due coniugi, lui ha lo zaino, il peso sulle spalle, se ne va, anche se è legato ancora alla sua donna. Avanti. Poi il tempo, con la pioggia, ecco perché non bisogna mai pulirli i monumenti, perché il bronzo che è fatto di rame e stagno, il rame reagisce con gli agenti atmosferici e crea una pellicola che è assolutamente forte e dà questa visione, questo chiaro-scuro che nessun artista riuscirebbe mai a fare con le patine, che noi facciamo all'inizio, ma poi lasciamo alla natura, perché di natura si parla. Noi abbiamo questa possibilità attraverso il bronzo di entrare nel contesto della natura. Ecco, queste cose sono come le pietre. Andiamo avanti. Il bambino che appunto dà il segno del dramma dell'addio. Andiamo avanti. Ecco, a questo punto c'è il secondo momento. Il secondo momento è dato dal dramma di Caporetto, che questa donna con questo braccio alzato, con un grosso taglio che gli ho fatto davanti, con la mano che si tiene sul volto, è quasi brancola, perché chi è disperato vacilla, è disperato e non sa dove attaccarsi, e alza questa mano, che poi la vediamo in diversi momenti, dà il segno del dramma terribile che doveva essere per questi nostri profughi che fuggivano dal Bellunese sotto la spinta austriaca. Andiamo avanti. Contemporaneamente ho messo sul lato sinistro della composizione questa coppia di pesanti profughi, andiamo avanti, che sono anche questi in grande movimento, perché è un movimento poi dell'anima. È chiaro che l'artista credo che debba dare del movimento del corpo, debba poi far pensare, debba creare un'emozione in chi vede, perché è sempre una necessità di farsi comprendere che io ho sentito da quando ho cominciato a fare lo scultore. Cioè non è che uno le robe se le fa per sé, sì, le fa per sé perché le ama, le sente, le vive, ma deve essere un messaggio, altrimenti noi cosa serviamo?
ci deve essere un dialogo e noi interpretiamo. Pensate i grandi artisti del passato che ci hanno lasciato queste memorie, perché c'è stato un passaggio di sentimenti che noi teniamo dentro di noi. Quindi io sono molto triste quando vedo il nulla, spesso il nulla dei nostri giorni. Andiamo avanti. E quindi ecco queste forme scavate, questi volti emaciati, e credetemi, ci vuole anche coraggio per farli, perché non è che tu ti fermi così a modellare questi gessi, no? Perché è il togliere che dà la misura dello scultore più che l'aggiungere. Andiamo avanti. Michelangelo insegna chiaramente. Andiamo avanti. Vedete appunto come il segno dell'utensile che accarezza e incide, toglie e dà però la misura di qualcosa che dentro di noi poi ti fa pensare, ti fa riflettere. Andiamo avanti. Ecco, di nuovo, questa adesso si vede bene la figura della donna, di questa donna, questo simbolo, una donna, insomma, questa figura che dialoga con il cielo, perché sempre il cielo è il termine di confronto delle mie opere, perché nell'infinito c'è la misura, c'è come dire il dialogo nel senso greco del termine, un dialogo, cioè uno sfondo che ti permette di leggere. Andiamo avanti. Ecco, vedete appunto questa disperazione, credo che abbia una sua forza esistenziale. Andiamo avanti. Ecco, qua c'è appunto anche questo miscuglio di statue, sono 20 le statue che ho fatto, perché appunto mi serviva un popolo. Andiamo avanti. E qua si vede proprio la dinamis, il movimento tra i soldati che vanno di là e questa donna che viene di qua. Dal confronto dei due movimenti nasce l'emozione, secondo me. Andiamo avanti. Ecco, qua si vede ancora la stessa cosa più da vicino, con il movimento da una parte di soldati che adesso illustreremo meglio e di qua i profughi. Andiamo avanti. Qui comincia appunto, andiamo avanti, l'idea ecco, e qui si vede la figura della donna che poi in realtà è rotta, è tagliata, che in veneziano si dice sbregata, perché questo termine dice molto meglio che tagliata. È una donna sbregata, cioè proprio che non c'è nulla che la tiene unita. Andiamo avanti. E poi qua, se posso dire, c'è questo potente inizio di marcia, di movimento, di questa forza implacabile, terribile che hanno gli uomini quando sanno che dietro hanno una potenza, una forza, perché di forza si tratta, di questi uomini che vanno verso il fronte. E non ho messo nessun fucile, soltanto in testa gli ho messo un elmo, ma è nel loro moto, nel loro movimento, che nasce appunto ancora una volta l'emozione di chi va a compiere un dovere terribile, che è il dovere di andare a morire. Andiamo avanti. Ecco qua appunto i 3 soldati che ho fatto, che due sono addirittura senza quasi volto. Andiamo avanti. Eccoli qua, vedete? Sono come due pietre che si muovono, perché hanno dentro di sé la missione. Poi c'è anche, bisogna fare un applauso a Roberto Moro, perché ha fatto una foto stupenda secondo me, in cui ha preso la bandiera. Ecco. Ricordatevi della bravura di questo giovane fotografo veneziano che ha messo anche la musica, che è incalzante, che ha diversi, come dire, che interpreta dall'interno l'emotività di queste statue, quindi io gli sono molto riconoscente. Andiamo avanti. Ancora questi volti appena accennati, questi grandi mantelli con queste sgorbiate forti danno la misura
della potenza di questi soldati che si muovono spinti dal loro dovere. Andiamo avanti. Ecco, guardate anche a questo, no, che è quasi... Poi ho messo sto qua, che sto qua è uno che parla, cioè esiste anche loro, a caso di casa di qualcosa, no? E questo lui urla in questa terribilità di cose. C'è un urlo, andiamo avanti, c'è un urlo che Moro ha fotografato in diversi momenti, andiamo avanti, vedete, è quasi una sequenza, no? Quasi lo sentiamo urlare per questa cosa tremenda a cui sono condannati a seguire questi uomini. Andiamo avanti, ecco, vedete, questo urlo diventa quasi un segno di... E poi il cielo, come sempre il cielo è il confronto, è il termine di riferimento che io uso, perché nell'infinito ogni cosa poi risalta. Andiamo avanti. E poi qua che sarebbe la battaglia. La battaglia era una battaglia. Cosa faccio io di questa battaglia? La battaglia ho fatto dei grossi uomini che cadono, dei morti che stanno morendo, uomini potenti, grossi, grandi, che hanno queste schiene potenti e che poi cadono. Questa è la battaglia. Questa è la battaglia dentro l'acqua. Andiamo avanti. Vedete, queste due figure sono emblematiche perché è il momento in cui stanno cedendo e hanno questa fisionomia triste e terribile. Andiamo avanti, sono mutilati, vedete, gli ho cavato via il braccio con la sega, sto qua, no, perché desse proprio il segno, perché questa è la realtà. La realtà è di questo macabra vicenda di morte che significa tagliare a pezzi gli uomini. Andiamo avanti. Ecco, vedete sto qua? È, secondo me, un viso molto forte, espressivo. È lui che si sta storcendo, gli hanno tagliato un braccio e cade. È così. La dinamica, il movimento, la contorsione dà la misura appunto di questa terribilità. Andiamo avanti. Ecco l'acqua che qua non vede, perché a volte i comuni non fanno la manutenzione, ma voi dove siete veneziani immaginate l'acqua che corra sotto sti sassi qua. E adesso lo metteranno, dopo la mia visita il 21 siamo stati su con i pullman lì al Piave, c'eravamo in tanti, c'erano gli alpini, c'era la banda, insomma è stata una cosa commovente e mi hanno assicurato che metteranno di nuovo l'acqua. Ecco. E comunque andiamo avanti perché adesso vedete questo corpo che è diventato come una specie di sasso anche quello, perché ormai si sta sfacendo, si sta decomponendo. Andiamo avanti. Ecco, questo a me piace molto perché riprende in un certo senso questo dolce declivio che c'è nella lontananza di questo colle che assomiglia a lui. Questo è un uomo caduto che è diventato appunto una pietra, un oggetto. Andiamo avanti, la bandiera. Ecco appunto. Poi cosa dice la canzone del Piave? Che hanno fatto la barriera, cioè questi soldati sono diventati una barriera, perché più che tanti fucili ho fatto delle grandi schiene. Qui ci sono alti 4 metri questi uomini qua che sono al limite dell'astratto, sono potentissimi secondo me. Quando io li ho fatti a un certo momento dico: ma cosa faccio qua? Buttato sul gesso e vista questa vastità quasi, mi sono fermato e ho solo disegnato la schiena. Andiamo avanti. E ho fatto, va avanti ancora, ecco, guardano il cielo, vedete, poi l'acqua gli dà tutte queste colorazioni. Andiamo avanti, vedete che guardano il cielo, perché è un fatto così, appunto, come spesso vi dicevo prima, c'è sempre il confronto con quello che ci sta sopra. Andiamo avanti. Adesso qua stavo
dentro di me, dico, ma come finisco di qua? Come finisco quest'opera? E allora ho pensato che non potevo finirla nella tragedia, perché non sono... Mi piaceva l'idea che ci fosse un segno di pace, andiamo avanti, e allora avevamo appena adottato un bambino con mia moglie Angela, e allora ho fatto Stefano, che lascia un volo di colombe nel cielo, perché questo è il messaggio che io modestamente volevo dare, cioè che dopo la terribilità della guerra ci fosse la pace, che desse appunto un segno di continuità alla vita. Ecco. E così insomma andiamo avanti, finiamo di vedere le diapositive. Ecco, vedete, c'è questo slancio verso il cielo, il bambino, ecco, un segno di pace nel cielo, perché anche questo viene affidato al cielo, questo volo di colombe. Vi ringrazio. Ecco, adesso cantiamo gli ultimi due canti e come vedete ci sono anche le signore e come si diceva prima, le donne hanno portato un contributo concreto. Basta ricordare le portatrici carniche che andavano sui monti della Carnia a portare i rifornimenti, a portare le bombe, a portare le munizioni, e intanto andando su con la gerla carica, con le mani facevano i calzettoni per i soldati e intanto recitavano il rosario. Ma oltre che alla cosa concreta c'è stato il dolore delle donne, e qui questo canto che noi facciamo è appunto questo. Pensate ai soldati trentini che erano inviati dall'Austria non verso l'Italia, perché sarebbero scappati, ma verso la Russia, in Romania, queste lande desolate, inospitali, freddissime d'inverno, caldissime d'estate. E questi soldati si domandavano: ma chi verrà più a trovarmi? Si rendevano conto che non sarebbero ritornati, infatti sono ritornati pochissimi. Allora si sono immaginati che la moglie andasse in cerca del marito, del corpo del marito, che lo trovasse in queste lande desolate, e addirittura che per amore volesse scavarsi una fossa e stare insieme con le ossa, insieme, vicini al proprio marito. L'ultimo canto invece è per la pace. Per fortuna siamo coerenti. La pace è una richiesta, questo canto è una richiesta fatta sia dagli uomini, ma sia anche dagli animali e sia anche dalla natura. Quindi è tutta la terra che chiede la pace. Purtroppo in questo momento abbiamo più battaglie che altro. Noi siamo fortunati che da 60 anni non abbiamo guerre, ma ripeto, questo canto chiede la pace da parte di tutta la terra. Oh
queste canzoni la conoscono in poco effettivamente, avete fatto una scelta di repertorio molto mirato, quindi grazie a voi. Quanti bis avete preparato? Forse. Allora, parecchi di voi conosceranno Signore delle Cime, che è stato scritto in morte di una persona, di un caro amico da parte di Beppi De Marzi. È molto vecchia. Pensate che doveva venire qui un coro giapponese e voleva cantare insieme con noi Signore delle Cime, e quindi addirittura in Giappone è conosciuto. Allora la prima parte si rivolge a Dio, la seconda parte alla Madonna. Quindi la prima parte è più solenne, la seconda parte è un po' più immediata, perché il rapporto con la Madonna sembra essere un po' più... col Dio bisogna essere un po'... con la Madonna si può essere un po' più immediati.